Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Fuori Tutto. Come ogni martedì alle 21 siamo qui puntuali per approfondire un tema che speriamo anche questa sera possa essere di vostro interesse. Oggi parliamo del Friuli da mangiare e da vendere. Da mangiare e da vendere vuol dire dei prodotti tipici, alcuni, questa sera ne tratteremo, dei prodotti tipici della nostra terra da vendere, perché sono anche prodotti che contribuiscono ad incrementare l'export, contribuiscono anche a portare quindi le tradizioni, oltre che il gusto del Friuli Venezia Giulia all'estero. Questo è un periodo in cui ci sono state, sono appena terminate, sono ancora in corso delle iniziative internazionali nelle quali c'è la possibilità di mostrare i propri prodotti, le cosiddette fiere, che permettono quindi anche di farsi conoscere, permettono ai venditori, ai produttori di portare i loro prodotti a conoscenza di chi magari ancora non li conoscesse, o comunque per prendere contatti con potenziali mercati, soprattutto all'estero. Io voglio subito salutare gli ospiti che sono in studio. Questa sera abbiamo 4 ospiti qui nel nostro studio per parlare di questo argomento, e sono David Buzzinelli del Consorzio del Collio. Buonasera, buonasera Buzzinelli, buonasera Franco Savio della Frico Savio. Buonasera a tutti. Buonasera al direttore di Latterie Cividale Dario Roiatti. Buonasera. E abbiamo poi Coldiretti, che unisce un po' poi tutti i produttori, tutti i prodotti tipici, rappresentata da Antonio Bertolla. Buonasera Bertolla. a tutti. Allora, prima di iniziare il dibattito in studio, vediamo subito un servizio che abbiamo preparato con i dati economici sull'export, dati che sono stati elaborati appositamente per Udinese TV per questa trasmissione da Alessandro Russo dell'Ires. Vediamo. Nel 2015 l'export del Friuli Venezia Giulia è cresciuto solo dell'1,3%, evidenziando un rallentamento rispetto al 2014, quando l'incremento su base annua aveva superato il più 5%. Tra i settori che mostrano i maggiori incrementi si trovano quelli con i prodotti alimentari e delle bevande, che sono cresciute di un ragguardevole più 12%. Se si allarga l'orizzonte temporale dell'analisi, si può osservare che tale dinamica positiva continua ormai da diversi anni. Pertanto anche l'incidenza del settore alimentare sul totale delle esportazioni regionali è progressivamente aumentato, passando dal 3,4% nel 2008 a quasi il 6% nel 2015. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Alpi. Per quanto riguarda le specifiche produzioni, quella più consistente in termini di export comprende i prodotti da forno e farinacei, che nel 2015 sono cresciuti di quasi il 13%, e le bevande, che fanno segnare un incremento che sfiora l'11%. A seguire si trovano le produzioni a base di carne, con un aumento del 23%. In merito alle destinazioni geografiche dell'export alimentare delle imprese regionali, ai primi posti si trovano stabilmente i principali partner commerciali del Friuli Venezia Giulia: Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e le confinanti Austria e Slovenia. In questi paesi viene realizzato quasi il 60% dell'export del settore. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Allora, questi i dati che ci parlano di un export che comunque va bene, ne avevamo già parlato in una precedente trasmissione quando ci occupavamo di altri dati che aveva fornito sempre l'Ires. Io voglio subito chiedere un parere ai 4 ospiti sui dati che abbiamo ascoltato, collimano con quelle che sono le vostre situazioni. Cominciamo da Buzzinelli. Si riesce ancora ad esportare bene? Si spera di farlo, per il semplice motivo perché comunque siamo produttori di vino e si cerca di esportarlo all'estero. Sicuramente c'è un aumento di richieste e tutto, però il problema è che la marginalità dell'utile è veramente bassissima, perciò ci sarà l'aumento dei numeri ma non l'aumento dei fatturati, e questo per il nostro settore è molto... E questa cosa è dovuta alla concorrenza che cresce sempre di più, ad un mercato che chiede meno? Ma diciamo che sembra che ci sia un mercato che chieda dei prodotti di più basso valore economico, perciò ti costringono a dare dei prodotti con degli utili molto più bassi, con delle qualità leggermente inferiori. Quindi significa quindi abbassare la qualità per poter esportare meglio? Ma diciamo che abbassare i prezzi, poi è relativa alla qualità al prezzo. Però è chiaro che
un vino di altissima qualità a un costo che non consente, immagino, poi non sono un esperto del settore, ma immagino che non consenta di abbassare il prezzo oltre un certo limite. Effettivamente la questione della qualità è legata alla redditività del prodotto. Se un produttore per fare un'altissima qualità produce il giusto, lo 70-80 quintali per ettaro e non riesce a avere marginalità, è costretto ad aumentare la resa per ettaro per aumentare il numero delle bottiglie, per aumentare Torneremo su questo argomento, su come eventualmente difendersi, quali sono le iniziative da porre in atto per tornare evidentemente a guadagnare di più, magari esportare di meno, ma avere un utile più importante. Sentiamo se con il Frico la situazione è simile, oppure se c'è un diverso ragionamento da fare rispetto ai dati che abbiamo ascoltato e rispetto alla situazione attuale. Con il Frico diciamo che al momento siamo ancora in piena semina. Per quanto riguarda l'estero, stiamo puntando molto verso gli Stati Uniti perché abbiamo praticamente investito tanto anche in partners, dei testimonial che abbiamo lì negli Stati Uniti che ci credono proprio nel prodotto, e quindi oggi stesso avevamo degli incontri, i miei collaboratori avevano degli incontri nel Veronese con una grossa azienda appunto americana per fare la scelta di determinati prodotti italiani da poter importare negli Stati Uniti, e speriamo, il prodotto piace, speriamo di riuscire insomma ad inserirlo nel modo giusto, nei punti vendita giusti e far sì che incrementiamo finalmente tutte le vendite. Ma la chiave è quale? Provare a capire anche quali sono i gusti anche, e quindi magari produrre un Frico che si avvicini a quella che è la domanda di un paese come gli Stati Uniti, per dire gli Stati Uniti, come può essere la Cina o un altro paese, quindi modificare anche un po' la produzione, la ricetta. Sì, senz'altro, noi cerchiamo anche di modificare la ricetta. Adesso si guarda sempre di più l'aspetto salutistico nelle cose, nel mangiare, nei cibi vari, quindi il Frico, uno nomina Frico in Friuli, è storicamente provato che è un piatto magari pesante, un piatto grasso, invece il Frico che produciamo noi è addirittura il contrario, secondo me, di quello che si potrebbe definire un prodotto pesante o grasso, proprio perché cerchiamo di, attraverso vari esperimenti di cotture e di esperienze negli anni, siamo riusciti ad arrivare a dei livelli tali Ma può essere comunque definito un Frico tipicamente friulano, quello che è esportato, intendo? Ma logicamente sì, questo sì, senz'altro, soltanto noi... Però si vende meno in Friuli? Come? Non si vende quello lì in Friuli? No, noi lo vendiamo, in questo momento il prodotto è uguale, sia in Friuli che fuori del Friuli, non cambiamo tipologia. E come si comporta il mercato locale di fronte ad un prodotto che segue invece quello che è il gusto degli americani? Ma no, non è, siamo noi che cerchiamo di far capire agli americani che stiamo proponendo un prodotto che è a base di formaggio sì, ma che però a livello di carica, cioè di tabelle nutrizionali è anche molto leggero, perché ha 210 calorie per 100 grammi di prodotto, quindi non è un prodotto... Insomma, una via di mezzo per 14-15% di grassi contro il 40% dei formaggi, quindi cerchiamo di restare su dei valori abbastanza bassi. Insomma. Sentiamo invece latterie di Cividale, quanto esporta, dove esporta? Latterie, il mercato immagino che sia poi soprattutto su base regionale, no? Sì, su base locale più che altro. Assolutamente, diciamo che il 90% del nostro prodotto viene venduto in loco, diciamo tra il Friuli ed il Veneto. Noi tra l'altro gestiamo 8 punti vendita diretti dove con il nostro personale vendiamo circa il 40% del nostro prodotto. Il vostro prodotto è più legato a dei disciplinari che quindi permettono meno di... fra i nostri prodotti... Di individuare strade alternative, cambi di ricetta, come può essere magari per il Frico? Fra i nostri prodotti noi produciamo l'unica DOP che c'è in Friuli, che è il Montasio.
che rappresenta circa il 30% della nostra produzione. Lo facciamo nelle 3 cosiddette stagionature, anche se devo dire che quello che ha più gradimento sul mercato è il montaggio fresco. Poi abbiamo dei formaggi cosiddetti in latteria. In Friuli da sempre il prodotto tipico locale si chiama latteria, al quale noi tra l'altro abbiamo cercato di identificare sempre con dei nomi legati al territorio e di collegare il fatto che le nostre produzioni migliori sono le produzioni a latte crudo, laddove lavorando solo al latte dei nostri soci siamo sicuri di mantenere una filiera molto controllata e corta e quindi di dare quel gusto, quel sapore a dei prodotti che poi diventa la peculiarità per cui uno ti sceglie. Coldiretti, che rappresenta tutti i produttori, compresi anche i coltivatori diretti, giusto? Cosa ci dice su questi dati e sulle cose anche che ha ascoltato dai 3 che l'hanno preceduto in questi interventi? Certamente confermo sicuramente i dati, no? L'aumento dell'export è un'evidenza ormai, soprattutto il traino dovuto all'Expo ha portato nel 2015 a livello nazionale a un più 6-7% di export dell'agroalimentare. Però qui bisogna evidenziare anche quello che è il primo paradosso, no? Io rappresento i coltivatori, io rappresento l'agricoltore e qui invece parliamo di un aumento dell'export agroalimentare. Tutta la fetta, non dico tutta, ma la buona parte, la polpa, diciamo, è quello che riguarda la trasformazione e la commercializzazione, perché ci troviamo di fronte appunto a questo paradosso per cui la richiesta del Made in Italy è in continuo e costante aumento, la richiesta di qualità è sempre in aumento. Quindi mi sta dicendo che non corrisponde questa richiesta in aumento ad un aumento della produzione dei coltivatori diretti? No, corrisponde ad un aumento della produzione, non corrisponde ad un aumento del prezzo all'origine della materia prima. Se togliamo diciamo, le uve, no? Diciamo il fenomeno prosecco insomma insegna, no? Per cui effettivamente anche al produttore c'è una remunerazione valida. Per moltissimi altri prodotti questo diventa difficile perché non c'è un controllo della filiera, per cui la materia prima può entrare nel nostro paese, anche in Friuli, da qualsiasi parte del mondo, per cui chi trasforma non ha nessun interesse o bassissimo interesse ad acquistarla ad un prezzo maggiore sul territorio. Dai coltivatori locali. Savio, prima stava per intervenire, ho visto, voleva intervenire sul discorso di Roiatti. Sì, praticamente stavo dicendo che noi trasformiamo appunto anche i formaggi della latteria, ad esempio appunto di Cividale, no? Quindi cerchiamo di valorizzare anche lì il nostro frico utilizzando i loro formaggi e quindi creare un prodotto a private label, a marchio loro in questo caso, e si differenzia comunque dal... Acquistate anche fuori regione, oppure prevalentemente qui? Noi facciamo dei conti lavorazione anche, praticamente lavoriamo per certe realtà, per certi grossisti che ci forniscono loro i loro formaggi e noi restituiamo frico prodotto con i loro formaggi, quindi anche al di fuori della regione? Sì. Anche dall'estero? No, dall'estero no, abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto degli esperimenti per un'azienda ad esempio irlandese. Mi sembra di capire che la sua azienda comunque ha sperimentato e sperimenta molto nel tentativo proprio di mantenersi al passo con le richieste del mercato. Noi proprio abbiamo sempre investito molto in ricerca, in sviluppo, insomma abbiamo moltissimo know-how anche in macchinari, in tecnologie, insomma siamo stati i primi insomma, a fare questo tipo di discorso sul frico. Torniamo un attimo ai vini. Allora, agli estremi dicevo, io ho visto che lei annuiva alle parole di Bertolla della Coldiretti di Pordenone, ma come ci si difende tutto questo? Saperlo. No, purtroppo diciamo che l'agricoltura regionale non è data dalle industrie o da grosse aziende, ma principalmente data da dei piccoli produttori che
Sì, nel caso del vino possono anche andare all'estero direttamente, ma in caso di altri prodotti hanno grosse difficoltà a proporsi col proprio marchio. Anche se devo dire che anche sul vino proporsi col proprio marchio e proporsi all'estero è molto oneroso e non sempre le aziende riescono a affrontare spese del genere. È normale che poi però i mercati li dirigono i grossi numeri, no? grossi gruppi, no? Dove decidono i prezzi, decidono i mercati e tendono ad appiattire le produzioni per poter giocare al loro guadagno. Questo i piccoli produttori, l'unica chance, almeno sul vino... piccoli si riuscirà ancora a tenere botta, a sopravvivere? Qual è la strada per sopravvivere da piccoli? L'unica salvezza in questo momento sono i consorzi, che tutelano la totalità della produzione, che seguono un disciplinare e che cercano di dare una mano allo sviluppo territoriale delle aziende. Quindi la qualità comunque alla fine risulta sempre vincente, la si può salvaguardare attraverso il disciplinare, attraverso il consorzio che impone una produzione di un certo tipo e quanto più alta è la qualità... Diciamo che i consorzi ad oggi, almeno per quanto riguarda il vino, se hanno la maggioranza come di soci aderenti, hanno l'obbligo di promuovere il territorio e di garantire la qualità del prodotto marchiato dal consorzio. Però il problema è che generalmente a qualcuno queste politiche comunque possono dar fastidio. Certo, diceva, si sa come ci si difende. Si sa anche Come? se è una strada molto molto difficile, no? Coldiretti da parecchi anni, tramite anche un patto con il consumatore, perché difendiamo gli interessi degli agricoltori, ma cercando la collaborazione del consumatore, del cittadino, perché altrimenti non andremo da nessuna parte, perché siamo in pochi. Coldiretti, dicevo, da diversi anni sta lavorando e richiedendo a livello nazionale, ma ormai a livello europeo, perché è lì che si decide un po' tutto, l'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima. E questa è una strada obbligatoria per salvare l'agricoltura italiana. Questo non significa limitare il libero scambio, il libero commercio delle merci, che sarebbe un'utopia e anche una stupidità. Significa dare semplicemente la possibilità a chi va sullo scaffale ad acquistare un prodotto qualsiasi di poter scegliere se acquistare un prodotto friulano piuttosto che italiano o un prodotto fatto con materia prima che viene dalla Spagna piuttosto che dall'extra Europa. Ma secondo lei il consumatore oggi guarda con più attenzione alla qualità o al prezzo? Perché è chiaro che un prodotto in maniera non conforme a quelle che sono le tradizioni del territorio, i prodotti del territorio, chiaramente costa meno, ma c'è secondo lei, poi lo chiederò anche a voi, c'è secondo voi questa attenzione del consumatore al prodotto locale spendendo €1 in più, buttando così una cifra a caso, piuttosto che spendere €1 in meno e avere un prodotto con latte spagnolo, Ci sono entrambe le situazioni, mi spiego. È chiaro che non ci nascondiamo che siamo di fronte a un momento economico in cui molte famiglie sono in difficoltà, per cui preferiscono andare o sono costrette ad andare all'hard discount e trovare insomma generi alimentari anche a basso costo. Però esiste ed è aumentata moltissimo la sensibilità e la consapevolezza del consumatore nei confronti della qualità e della salubrità del prodotto che mette sulla sua tavola. L'Italia deve puntare a chi può spendere €1 in più. Deve puntare anche perché solo a questo, perché altrimenti se puntiamo sulla grande quantità, insomma, non possiamo essere concorrenti con altri stati, con altre nazioni, e anche perché c'è una fortissima richiesta di Made in Italy che è riconosciuto come un prodotto. Ancora questa fortuna, cioè che il Made in Italy viene ancora richiesto, viene riconosciuto come un prodotto sano e di qualità. Roiatti. Posso solo che condividere quanto detto. Oggi io porto la mia esperienza. Noi nei nostri punti vendita ogni giorno vediamo che chi viene e chi fa la scelta di entrare nei nostri negozi sa
che la filiera è controllata, sa che i nostri prodotti vengono lavorati come, io dico in maniera tradizionale, come si poteva lavorare da 40 anni a sta parte, per un semplice motivo, che il fatto di essere piccoli per noi è diventato in questo momento anche la peculiarità per cui il prodotto che possiamo fornire è non solo controllato, ma diciamo che nell'arco degli anni è affinato con quella che è la richiesta del cliente. È vero che purtroppo negli ultimi anni si è visto quasi invadere io parlo di latte visto che di questo che mi occupo, ci siamo visti invadere da quelli che sono i paesi del nord Europa piuttosto che dell'est Europa, poi comunque sempre di Europa come parliamo, giusto? sì, come materia prima. Poi sta anche nella capacità, io dico anche in quella che è la consapevolezza di una realtà come la nostra che è una cooperativa. Noi dobbiamo ritirare tutto il latte che i nostri soci producono e loro devono consegnarci tutto il latte che producono. Questo non vuol dire che non possiamo essere competitivi sul mercato, anche perché oggi la grande distribuzione sta ritornando un po' a quello che è il produttore locale, il produttore controllato, la filiera controllata. Il montaggio oggi rappresenta come consumo il 70-80% in quella che è la zona di produzione, quindi Veneto e Friuli. Ecco, dobbiamo diventare un po' più bravi a far sì che questo prodotto vada su tutte le tavole d'Italia. Al contrario dei veneti, noi di DOP ne abbiamo una sola. E se non siamo capaci o se non riusciamo a valorizzare questa, è chiaro che poi andiamo a chiuderci in un mercato che, oltre che non darci sbocco, non ci dà neanche remunerazione, dal quale poi ritorniamo al discorso degli allevatori. Sì. Certo. Savio? Io condivido il discorso anch'io della qualità e non alla quantità praticamente dei prodotti, della maggior parte dei prodotti che noi mangiamo in tavola oggi, quindi cerchiamo o di spendere appunto €1 in più e avere un prodotto migliore e mangiarne un po' di meno magari, però puntiamo sulla qualità dei prodotti, non cerchiamo sempre solo il prezzo. Ecco, quando andiamo a fare la spesa al supermercato dobbiamo cominciare a leggere anche bene le etichette, cercare di capire la provenienza. Dal punto di vista dei consumatori, ovviamente. Esatto, sì, cercare un po' insomma di imparare insomma a leggere appunto tabelle nutrizionali e essere più salutistici in un certo senso, no? Visto che appunto ci sono anche tante intolleranze oggi, no? Nel mondo così alimentare, che quindi uno non so. Noi stiamo molto attenti ad esempio ai prodotti senza glutine, ai prodotti senza lattosio, anche addirittura praticamente il nostro frico croccante, ad esempio il nostro snack, che è fatto al 100% di formaggio, però è senza lattosio, perché è fatto con formaggi stagionati, quindi con tutte le analisi che abbiamo fatto, insomma, risulta essere senza lattosio, gluten free, scritto pronto alla nuova celiachia, quindi anche per le intolleranze, insomma, stiamo molto attenti nel nostro piccolo, insomma, così. Lei è stato un po' un innovatore, no? Con la sua azienda, anche con il frigo in confezione, Sì, esatto, sì, cerchiamo insomma di fare le cose nel miglior modo. Però l'obiettivo di questa sua ricerca e innovazione è stato soprattutto quello di proporre il frigo poi al di là dei confini del territorio nel quale è peculiarmente conosciuto. Sì, noi appunto... Perché non credo che qui in zona ci fosse la necessità di fare tanta ricerca oltre quello che è il frigo tradizionalmente conosciuto e consumato. No, esatto, sì, no, noi abbiamo cercato insomma di valorizzarlo e di portarlo al di fuori del Friuli, anche a livello proprio in Veneto e in Lombardia, che neanche non sapevano tantissime persone che cosa fosse il frigo, no? Quindi ci siamo comunque presenti. Adesso all'estero dove è venduto? Siamo presenti a Italy, a New York, da 6 mesi circa, e quindi insomma è un bel insomma, biglietto da visita. L'italiano ha vinto Masterchef. Sì, Luca Manfè. Luca Manfè ha vinto con il frigo. Lui è il nostro testimonial, appunto, Luca Manfè, anche
Ah, non lo sapevamo questo. Sì, anche oggi, anzi ieri ci ha mandato una lui è foto su diventato- lui è Facebook. diventato dopo aver vinto Masterchef col frigo oppure... Ci siamo conosciuti immediatamente dopo, sì, perché lui era di Aviano, insomma, dopo tra l'altro le sue zone sono anche... Beh, poi ha vinto col frigo. Sì, sì. Un'occasione troppo, un assist Esattamente, troppo sì. ghiotto per non essere sfruttato. E così come dicevo, siamo presenti in Esselunga, in Lombardia, insomma, quindi anche lì è un po' il fiore all'occhiello della gastronomia italiana. All'estero quindi per il momento Stati Uniti? Stati Uniti abbiamo esportato in Giappone ancora 10 anni fa, qualche volta abbiamo insomma, fatto qualche container insomma, di merce, però non eravamo ancora pronti con un prodotto, in questo caso era il frico croccante, non eravamo pronti ancora con un packaging adatto ai giapponesi perché avevamo un packaging un po' troppo grande, tecnicamente non andava bene. Loro sono insomma. piccoli, vogliono anche i packaging piccoli. Esatto, però il frico piace tantissimo in Giappone, ormai è provato, solo che per scelta nostra adesso stiamo andando verso l'Occidente anziché verso l'Oriente. Perché avete riscontrato che c'è più interesse da quella parte? Perché essendo piccolini non riusciamo... Come in qualche minuto la sua filosofia, è chiaro che se va di là perché ovviamente c'è maggiore interesse. Diciamo che essendo piccolini ci piace fare le cose con il passo dietro la gamba, insomma. Allora cerchiamo di farle bene, un passo alla volta. Limitando il rischio. Limitando i rischi, esatto. Non bruciandoci i mercati e quindi cerchiamo di fare le cose fatte nel miglior modo abbiamo parlato possibile. di Giappone, abbiamo parlato di consorzi. Nella seconda parte, perché ormai manca pochissimo al break pubblicitario, vedremo un servizio sull'esperienza che si è appena conclusa al Foodex proprio in Giappone, dove hanno partecipato, se non sbaglio, 11 aziende, alcune consorziate in IT Friuli, che ha messo insieme produttori di varie tipologie di prodotti tipici del territorio. Con lei invece, Buzzinelli, volevo parlare dell'iniziativa che ormai va avanti da un po' di provare a creare questa DOC unica del Friuli Venezia Giulia. Qual è lo scopo? Intanto chiedo se come Consorzio del Coglio siete d'accordo su questa linea, se è la strada giusta e qual è l'obiettivo di questa eventuale DOC unica. Il Consorzio Coglio è d'accordo sulla DOC unica pur mantenendo le eccellenze della regione. La DOC unica verrà fatta, o penso che sia anche abbastanza a breve, tutto verrà fatta come ci sarà l'ultima riunione mercoledì, sì. Il Consorzio non ha mai ha chiesto alcune modifiche che non sono state, cioè diciamo che a livello democratico hanno scelto un'altra strada. La DOC unica va bene per una regione dove deve assolutamente presentarsi con un prodotto univoco, però assolutamente non può appiattire le eccellenze nell'ambito regionale. Perché ci spieghi, lei dice un vino bianco assolutamente, deve mantenere le caratteristiche del produttore che lo produce? Le eccellenze sono dei territori, non sono dei produttori, secondo noi. E sicuramente ci sono delle zone che danno dei prodotti nettamente diversi tra una e l'altra, per questo non si possono neanche uniformare. Non si possono uniformare per caratteristiche qualitative e per caratteristiche economiche. Se mettiamo un caso della parte collinare o la pianeggiante, nettamente la differenza è nettamente sul costo di produzione nella parte collinare. Io personalmente, assieme a mio fratello, abbiamo un'azienda di cui abbiamo metà... È un problema solo di costi o anche proprio di peculiarità del prodotto? Beh, di costi di produzione sulla collina sicuramente sono già di investimento, di lavorazione dei terreni, di produzione, di logistica, nettamente, ma quasi il doppio che a livello di pianura, perciò
già lì, se vogliamo tornare a svuotare la parte collinare dall'agricoltura, basta appiattire la produzione, tutti torniamo in pianura. Dalle colline, scendono in pianura. Il discorso forse con il latte è un po' diverso rispetto al vino. Sì, con il latte è un po' diverso, anche se bisogna dire che ormai la zona montana ha dei numeri che sono diventati, per quanto riguarda la tipologia di allevamento, se togliamo quella che può essere la carnia, quindi il fatto che poi in estate le mucche vadano anche in Marga, vadano al pascolo, rispetto a quella che può essere la montagna che, non so, la Triade Cividale annoverava qualche anno fa, è diversa. Il fatto che le scelte di chi gestiva, di chi sviluppava il proprio mestiere nell'agricoltura in quella che era la nostra montagna, quindi valli del Natisone piuttosto che le zone limitrofe, oggi è molto diminuita, perché poi per tipologia di allevamento, per tipologia di lavoro della campagna, diciamo che lo sviluppo si sta facendo veramente bassa collina e pianura. Devo dire che nonostante tutto il latte... Cambia qualcosa rispetto alla qualità del latte, rispetto alla qualità del prodotto? Beh, una mucca che mangia al pascolo riesce a dare una materia prima che ha diciamo dei sapori, dei gusti poi nel prodotto trasformato che sono molto diversi. È un latte anche molto più difficile da lavorare. Viene anche con l'uva? Beh, sicuramente i prodotti sono nettamente diversi, con delle caratteristiche nettamente diverse. Okay. Ma proprio... Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco e affronteremo ancora altri argomenti. Abbiamo ancora 2 contributi da proporvi intorno ai quali sviluppare poi il dibattito. A tra poco. Eccoci qui di nuovo in studio. Prima di cambiare argomento, il rappresentante della Coldiretti di Pordenone, Antonio Bertolla, voleva aggiungere qualcosa, dare una battuta sulla DOC del Friuli. Sulla DOC Friuli, sì, diciamo perché magari passava il messaggio che fosse quasi una cosa negativa o che solo appiattisse verso il basso, no? Secondo noi invece è un'opportunità che aspettavamo da 20 anni, anche perché poi non va comunque a limitare la possibilità di continuare per chi lo vuole o per chi ha i terreni in certi territori di rivendicare i vini con le DOC tradizionali come Collio, Colle Orientali, Ramandolo e quant'altro. Per cui è un'opportunità commerciale in più riconoscibilità, come sarà anche, diciamo, noi riteniamo la DOC Pinot Grigio, per cui è appena stato iniziato, diciamo, l'iter di riconoscimento. Sì, siamo un po' più indietro rispetto alla DOC Friuli. Vuole aggiungere qualcosa? No, io non è che ho detto che basta che non appiattisca. L'intento è tutto lì. È quello di salvaguardare comunque l'eccellenza. Abbiamo detto dell'importanza dei consorzi per fare fronte unico, per muoversi insieme sotto tanti aspetti, quello nel confronto con le istituzioni, per esempio, nel confronto con le altre categorie, nei confronti dei mercati attraverso la promozione dei prodotti. Si è chiusa da pochi giorni Foodex in Giappone e noi vi facciamo vedere un servizio con un'intervista che abbiamo realizzato con Christian Vida, che è stato in Giappone insieme alle altre aziende che hanno rappresentato quindi i prodotti della nostra terra a questa importante esposizione in Giappone. Vediamo. Non è un'associazione ma è una vera e propria società commerciale. Abbiamo deciso di unire le forze tra 5 aziende, 3 dei salumi, l'azienda Mia Vida, Morgante e Wolf, insieme a un'azienda di formaggi, la Pezzetta, e un'azienda di vini, la Colutta. Abbiamo deciso di creare una società per poter lavorare insieme e cercare di approcciare questi mercati molto lontani, che sono molto dispendiosi sotto il profilo iniziale di start-up, ma che ovviamente nel lungo termine ci auguriamo possano portarci dei risultati importanti sotto il profilo commerciale. Crediamo che unendo le forze
riusciamo ad avere un maggiore impatto sui mercati, perché questa è la cosa fondamentale, riuscire ad avere impatto a cui l'istituzione pubblica non si può sostituire, perché questo fa parte del know-how e della preparazione che deve avere un'azienda oggi. L'italianità è fondamentale, quindi l'idea di aprire punti commerciali c'è, ma sempre solo in collaborazione con delle persone che vivono sul luogo, che sono del luogo, e quindi dei ragionamenti che possono essere fatti solo attraverso delle partnership e non sicuramente con dei punti vendita diretti nostri. อายุน้อยร้อยล้าน Academy Exclusive Trip in Japan โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหานวัตกรรมการทำอาหารและขนมของญี่ปุ่น Allora, la fiera è andata molto bene, c'è stato molto interesse da parte sia dei ristoratori che degli importatori, ci siamo accorti che c'è una richiesta di novità e noi lì come prodotto friulano nel panorama siamo una novità importante. La volontà da parte nostra è di fargli conoscere delle qualità che per loro sono inesistenti, quindi non rientrano nella loro cultura culinaria. In secondo luogo la cosa che apprezzano di più è l'italianità, quindi il Made in Italy è una cosa ancora fortissima, soprattutto nel settore alimentare. Avremo sicuramente i numeri per fare anche il consumer, ma ci proponiamo come prodotto di nicchia, perché poi all'estero il prodotto di qualità medio-alta, che è quello che normalmente contraddistingue la produzione friulana, è comunque un prodotto che è considerato di nicchia. Allora, traducetemi quella parte in giapponese. Al di là della battuta, Savio, lei anche ha partecipato a Foodex non in questa edizione ma in precedenza. Sì, l'edizione precedente abbiamo partecipato anche noi e anche lì abbiamo investito insomma del nostro tempo e qualcosa è nato. Da solo lei ha partecipato? Come? Da solo, come azienda? Oppure... No, abbiamo partecipato sempre con un gruppetto, ma era molto piccolo, però ma era soprattutto, mi pare, settore vini. Era un gruppo costituito per l'occasione, non come dalla Camera di Commercio, no, non come il Friuli. Esatto, no. E lì è andato un mio collaboratore, appunto, il nostro export manager, ha partecipato. E perché quest'anno non è andato? Perché siamo parecchio presi con la parte... Con l'altro discorso. Esatto. La guerra e allora l'Oriente è lì che lo teniamo in caldo, insomma. C'è anche qualche difficoltà rispetto alla possibilità di esportare da quelle parti, oppure è soltanto una scelta proprio dettata dal mercato? No, è una scelta dettata dal mercato. No, difficoltà, diciamo, ci siamo fatti un bagaglio di esperienza tale per cui riusciamo insomma a destreggiarci abbastanza bene in mezzo alle carte, alle certificazioni, alle varie richieste che tante volte ci vengono imposte dai paesi anche solo di transito. Come ho già raccontato, ci è capitata un'esperienza proprio dalla Cina, avevamo fatto una fornitura in Mongolia, dovevamo passare però attraverso la Cina per arrivare in Mongolia e di cinesi ci hanno imposto tante di quelle carte, tante di quelle dichiarazioni, certificazioni da parte anche dei nostri veterinari italiani. Praticamente volevano avere una dichiarazione certificata che il formaggio che era stato prodotto per produrre il nostro frico fosse prodotto esclusivamente con latte 100% italiano e questo insomma per me era... per il transito? Per il transito. Esatto, doveva transitare. Facevano i pulci al nostro frico. E per me questa era una cosa insomma assolutamente ridicola che i cinesi ci vengano ad imporre fatto dai cinesi, certe con tutto cose. rispetto per i cinesi, per carità. Io una sera sono stato ore a cercare di capire da dove fosse prodotto una passata di pomodoro italiana che attraverso tutti i numeri sui vasetti eccetera non sono riuscito a capire niente. Però se è capitato negli Stati Uniti di fare un giro nei supermercati, c'è un po' di tutto, il parmesan. Sì. Beh, ma la contraffazione dei prodotti alimentari a onor del vero, io devo dire che io provengo da un settore, come esperienza di vita, dal settore ingrosso di formaggi, no? E il parmesan è 40 anni che esiste, c'era il Reggianito in Argentina che veniva importato in Italia, erano delle forme da 15-18 kg
che 40 anni fa, 50 anni fa venivano importate in Italia dall'Argentina, per dire. Quindi adesso tante volte scopriamo anche l'acqua calda, no? Vengono create tutte queste polemiche, perché probabilmente anche tanti, non essendo del settore, non sanno bene la storicità di certi prodotti, no? Certo. E quindi si scatenano tante discussioni, anche tante volte secondo me anche inutili. Insomma. Vediamo un attimo il comunicato della Camera di Commercio dopo l'esperienza in Giappone. Il Giappone è conquistato dai prodotti d'eccellenza friulani, ottimi riscontri anche per gli incontri istituzionali del Presidente Rapozzo per costruire collaborazioni e garantire il clima migliore per le imprese regionali, per presentarsi sul mercato. Tantissimi contatti di qualità sia per le 8 imprese presenti al Foodex Japan in collettiva con vini, bubane, prosciutto e trota, sia per le 3 dell'arredo e macchinari impegnati in decine di B2B a Tokyo. Quindi eccoli qui, che sono i friulani che erano presenti in Giappone al Foodex. Questa è, come dicevamo, forse una delle forme più interessanti, quella di andare insieme compatti a presentare non il singolo prodotto in una fiera così grande dove magari si rischia di essere davvero una goccia in un mare, ma presentare più che altro il territorio, far conoscere il territorio, far valere anche il fatto di essere una regione dell'Italia e quindi il Made in Italy, come diciamo, tira tantissimo, e questo è il modo migliore probabilmente per avere successo in queste iniziative. Col diretti a Nuiva, giusto? Sì, no, ma torniamo un po' al discorso iniziale, no? Certamente per andare all'estero bisogna andarci insieme e quindi trovare il partner di un consorzio, di una camera di commercio, di qualcuno, è inevitabile. Anche in questa esperienza del Giappone vediamo che sono più che altro trasformatori. Vida certamente non alleva, no? Per fare un esempio. E per questo siamo un po' sempre su quella problematica. Cioè, vorreste essere presenti anche voi come coltivatori diretti? Sì, no, ci basterebbe che venisse pagato il giusto il prodotto all'agricoltore. Noi siamo fiduciosi di una novità che è stata da poco annunciata dal Ministro delle Politiche Agricole, Martina, che ha detto che vuole trasformare il Ministero delle Politiche Agricole in Ministero dell'Agroalimentare. Questo probabilmente permetterebbe di mettere attorno allo stesso tavolo produttore, trasformatore, commercializzazione. Però significa arrivare ad un prodotto con un prezzo più alto. Ma non sarebbe un problema, secondo noi c'è chi lo compra, però vorrebbe dire che attorno allo stesso tavolo si siedono tutti gli attori di questa filiera che vale il 16-17% del PIL nazionale. Beh, vuol dire però aggredire probabilmente anche mercati diversi. Certo. Quelli che sono più ricettivi all'eccellenza e quindi più magari disposti a pagare quell'euro in più, quei 2 euro in più, per fare delle cifre a caso per assicurarsi un prodotto più di qualità, giusto? Riusciremo a fare più squadra e non trovarci di fronte a situazioni assurde per cui il latte è a 30 centesimi adesso, se non addirittura meno in questa ultima settimana, però sullo scaffale è sempre a 1,50 €, 1,60 €, non sta né in cielo né in terra. Latterie, Roiatti. Purtroppo il latte sale e scende come il petrolio e tra l'altro ne parlavamo prima ai microfoni spenti. Ecco, sembra strano, ma le quotazioni del latte sono anche in qualche modo agganciate a quelle dell'andamento del petrolio. Può sembrare strano, ma sembra così. Sembra che sia così. Ormai possiamo affermare che tutto il latte che non trasformiamo in formaggio diventa commodity. E quindi tutto il latte o non tutto il latte? No, tutto il latte che non trasformiamo a formaggio, quindi dove possiamo dare un valore aggiunto, dove le varie DOP in Italia, parliamo d'Italia perché poi se dobbiamo andare alla ricerca del prezzo del latte nei paesi confinanti dobbiamo capire com'è che oggi possiamo importare del latte dalla Germania, diciamo Germania, perché poi se diciamo Polonia o diciamo Repubblica Ceca sembra che l'Est venga trattato in maniera diversa, ma oggi dalla Germania possiamo portare a casa del latte portato qui in stabilimento a 25-26 centesimi. Ora voglio dire, non è che quegli allevatori lavorano in maniera diversa dai nostri allevatori e se quel latte deve venire in Italia per far
posto alla materia prima d'eccellenza che i nostri allevatori riescono a, come dire, a rendere al mercato, è inutile che poi ci diciamo... Ma riusciamo a soddisfare il bisogno di latte che c'è per la produzione con quello che assolutamente no. No. Assolutamente no, l'Italia non è... E quindi mi tolgo una curiosità, tutto il can delle quote latte, con i produttori di latte, gli allevatori che lamentavano questo abbassamento della quota, evidentemente, la possibilità di produrre più latte di quello che volevano produrre. Dall'inizio una frangia di agricoltori. Allora c'era una parte... Non è passato quel messaggio lì. No, non è passato quel messaggio. All'opinione pubblica è passato quel messaggio lì. Guardi, il primo aprile protestano, non possiamo produrre. Il primo aprile è prossimo ed è un anno esatto dalla fine del regime delle quote latte. In un anno siamo arrivati al 30% di calo del prezzo alla stalla. Questo è il risultato della fine di una regolarizzazione del mercato. Quindi era meglio prima? Certamente sì. Si stava meglio quando si stava peggio. Si stava meglio quando si stava peggio con le quote latte, quindi. Sì, poi anche perché le quote latte regolamentavano, c'era una frangia che diceva che io non devo pagare per produrre. Però c'erano delle realtà, io porto però sempre adesso ad non esempio... essendoci più il vincolo della quota latte, come mai non c'è più, cioè il latte non è sufficiente a garantire la produzione? No, non è che il latte non è sufficiente, è il fatto che senza vincolo di quota latte dall'estero, dove si erano già preparati per tempo, quindi devo dire che in Italia c'è stato un aumento di materia prima. Il problema è che l'aumento di materia prima che è stata fatta all'estero è stata molto ma molto più alta di quella italiana, e nel momento in cui la materia prima aumenta e per la legge poi della domanda e dell'offerta voi anche una contrattura di mercato che soprattutto in questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto, ha portato a un divario di prezzo e a un divario anche di gestione poi per i flussi di latte che stanno arrivando sul territorio nazionale. Quindi sfatiamo un altro tabù probabilmente, che è quello del discorso del latte in polvere, perché abbiamo letto che è stato dato il via libera dall'Unione Europea la possibilità di lavorare dei formaggi attraverso latte in polvere, però mi sembra di capire che non ci sia tutta questa produzione dei formaggi tipici fatta con latte in polvere, perché in Italia la assolutamente Coldiretti no. Lamentava e denunciava che potevano andare in fumo 487 formaggi tipici, leggiamo da un comunicato di qualche tempo fa. Sì. Dopo, mi pare di capire però che... Abbiamo una legge che risale al 1971 che dice semplicemente che il formaggio in Italia si fa con il latte intero, no? Qui arriviamo alle assurdità, no, dell'Unione Europea che sotto scacco insomma, delle lobby industriali voleva imporre all'Italia di permettere di usare il latte in polvere per fare dei formaggi. Abbiamo sollevato l'opinione pubblica e raccolto... Però mi sembra di capire che al di là del sollevato all'opinione pubblica, al di là di quello che dice l'Unione Europea, in Italia non si acquista latte in polvere per fare formaggi tipici. Certamente. Questo lo possiamo dire. Assolutamente no. Non si può. Non si può per i disciplinari, non si può poi per quella che è la cultura della trasformazione. Qui entra in gioco il discorso dell'importanza delle DOP con il disciplinare che consente di mantenere tutti i disciplinari di tutte necessaria. le DOP prevedono che il latte fresco, liquido, sia la materia prima da utilizzare. Se posso aggiungere una cosa, certo. No? Che cosa dovremmo andare a raccontare all'estero dove ci chiedono il Made in Italy se iniziamo a fare il formaggio con il latte in polvere come da tutte le altre parti del mondo? Certo. No? Abbiamo questo Made in Italy, ma non è detto che sia una cosa che dura in eterno e per forza. Dobbiamo difenderlo con tutte le forze, perché è l'unica salvezza per la nostra agricoltura. Buzzinelli. Vedevo che lei ogni tanto sorrideva sul latte, il latte non è il suo campo, il suo settore, però, ma effettivamente però può esserci qualche analogia. Io mi sento contadino e vivo in mezzo ai contadini, no? Sì, adesso le quote non ci sono più, ma le stalle sono già ben chiuse, no? Cioè, è facile, con le quote hanno distrutto un'economia, non è che si è regolarizzata, no? Adesso non so chi è stata la colpa delle quote, ma effettivamente la gestione di queste quote non è che è stata delle migliori, visto che
almeno nella nostra realtà, un Cormons piccolina, un po' di stalle c'erano, adesso non ci sono più. E allora, adesso invece affrontiamo l'ultimo argomento, abbiamo purtroppo pochi minuti, 5-6 minuti per farlo, ed è quello del cosiddetto TTIP, un trattato che prevederà, nel caso dovesse essere approvato in discussione dal 2013, scambi commerciali facilitati tra Unione Europea e Stati Uniti. Abbiamo un servizio con il Movimento 5 Stelle, un esponente del Movimento 5 Stelle, che ci spiega che cosa significa questo trattato, e poi avremo il tempo per chiedere ai nostri ospiti che cosa ne pensano e quali possono essere le ripercussioni negative o positive per i produttori. Vediamo. L'idea dell'accordo nasce nel 2007. È un trattato tra Europa e Stati Uniti per abolire i dazi doganali e uniformare i regolamenti dei due continenti. Prima fregatura. I dazi doganali sono già relativamente bassi. Seconda fregatura. Uniformando i regolamenti dei due continenti non ci saranno più ostacoli alla libera circolazione delle merci, di investimento e di gestione dei servizi. Libero accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali. Grazie al TTIP non capirete se i pomodori pacchino che avete sulla tavola provengano dalla bella Sicilia o dal Texas, se il parmigiano reggiano non sia stato amabilmente fatto stagionare in California e il vostro Barolo non sia di una cantina dell'Oklahoma. Cin cin! Mettete che un'onestissima azienda dell'Alabama decida di vendervi dei fagioli belli pieni di OGM e che per questo, insieme alla vostra regione, decidiate di creare una campagna di allerta contro gli OGM. Bene, i potenti avvocati della suddetta azienda possono citarvi per discriminazione. Ecco, allora, è chiaro che visto da questo servizio sembra che sia tutto negativo, no? Tutte fregature abbiamo visto, ci sarà pure magari qualcosa anche di positivo, però chi ci guadagna in tutto questo? Perché è probabile che, come per tante altre cose delle quali parliamo, ci siano dietro le lobby, i grandi gruppi, le multinazionali, gli interessi economici grandi che evidentemente poi possono rischiare di schiacciare i piccoli. Ma sicuramente non è... Condivide le fregature comunque? Beh, sul vino dubito, visto che... Lì è difficile fare. No, è che per nostra fortuna è l'unico prodotto che è etichettato per filo e per segno. Ecco, quindi l'etichettatura di un vino... Anche in questo senso possono far fronte il vino a prevede problematiche l'etichettatura di questo tipo. sicuramente dove c'è un'origine, dove c'è la provenienza dello Stato, del territorio, per filo e per segno, c'è una filiera, c'è un controllo molto, molto forte sul vino, perciò se il Barolo non è prodotto in Italia lo si vede già dall'etichetta, non è Barolo, Savio, è frode. Su questo trattato rischierebbe di trovarsi a concorrere negli Stati Uniti con un produttore di frico della Norvegia? Ma io credo che ci siano sempre, rimangano sempre delle limitazioni quando ci sono dei discorsi di export, soprattutto io conosco bene anche l'esempio del Canada, per dire che di solito utilizza sempre dei metodi abbastanza simili agli Stati Uniti, e in Canada è difficilissimo esportare comunque formaggi e salumi dal nostro continente, insomma. Sono tutti contingentati, hanno delle quote in mano agli importatori. Si proteggono, esatto, e secondo me fanno bene a proteggersi, perché dovremmo tutelarci anche noi in Italia, così, in ogni settore specifico. Roiatti? Beh, credo che a questo punto, se il trattato parte, la differenza, ritorniamo ai ragionamenti di prima, la può fare solo il consorzio, cioè i singoli consorzi, i vari consorzi che devono andare sul territorio dove si andrà a esportare, a tutelare, a far sì che quello che viene prodotto in Italia come parmigiano reggiano debba essere in America. Quindi la difesa è aumentare ancora di più la tipicità, l'eccellenza, conservarla, salvaguardarla per controbattere parmigiano non italiano verso gli Stati Uniti. È l'unico strumento che abbiamo. Anche noi di Coldiretti pensiamo che una battaglia così a prescindere contro questi accordi internazionali sarebbe inutile, no? E infruttuosa, anche perché insomma è un accordo che non riguarda solo l'agroalimentare, riguarda anche tantissimi altri prodotti, per cui non è una partita solo nostra. Potremmo guadagnarci in tutti però, se riusciamo a lavorare bene come stiamo cercando di fare
facendo pressioni con la comunità europea per non abbassare il livello qualitativo del nostro prodotto europeo. Visti i disastri che fa l'Unione Europea con alcuni suoi provvedimenti, forse... C'è da preoccuparsi, certamente, c'è da impegnarsi e c'è da fare fronte unico. E sensibilizzare i politici. Al nostro governo, al nostro paese di salvaguardare il Made in Italy, che non è uguale al Made in Norvegia, Made in qualche altro paese dell'Unione Europea, con tutto il rispetto. Sensibilizzare anche i politici che stanno andando a Bruxelles, esatto. Perché ultimamente sembra che chi ha votato, chi ha alzato, chi non ha alzato perché non c'era la mano, ha fatto passare cose degli ultimi mesi. Siamo in chiusura. Io vi ringrazio per essere stati con me, grazie a David Buzzinelli del consorzio del Collio, a Franco Savio della Frico Savio, al direttore di Latterie Cividale Dario Roiatti e al rappresentante, al direttore della Coldiretti di Pordenone, Antonio Bertolla. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento con Fuori Tutto, naturalmente, tra una settimana alle 21, sempre su Udinese TV. Ciao.